Ciao a tutti ragazzi, allora io ci ho provato a non fare le storie per venerdì, sabato e domenica e credetemi, per me era abbastanza anche normale, voglio dire, lascio tranquilla le persone per il weekend. Oh, mi avete bombardato il telefono di messaggi, i 4-5 di voi mi hanno chiamato per sapere se stavo bene. Sto bene, tutto ok, tutto a posto, vi ringrazio anzi della condivisione e di tutto quello che vi sta piacendo perché se questa iniziativa sta funzionando è perché dall'altra parte c'è qualcuno che apprezza. Io di fatto sto solo leggendo delle storielle su un libro e vi sto fornendo qualche spunto, qualche pensiero, tutto qui. Andiamo allora a quella che è la storia di stasera. La storia di stasera si intitola Lo Zen di ogni istante. Gli studenti di Zen stanno coi loro maestri almeno 10 anni prima di presumere di poter insegnare a loro volta. Nanin ricevette la visita di Tenno, che dopo aver fatto il consueto tirocinio era diventato insegnante. Era un giorno piovoso, perciò Tenno portava con sé zoccoli di legno ed un ombrello. Dopo averlo salutato, Nanin disse: Immagino tu abbia lasciato gli zoccoli nell'anticamera. Vorrei ora sapere se hai messo l'ombrello alla destra o alla sinistra degli zoccoli. Tenno, sconcertato, non seppe rispondere subito. E lì si rese conto che non sapeva portare con sé il suo zen in ogni momento, in ogni istante. Diventò di nuovo allievo di Nanin e studiò ancora 6 anni per perfezionare il suo zen di ogni istante. Questa storia è fantastica. Perché? Perché è come quando a judo o aikido mi venite a dire: Ah, maestro, ho capito questa tecnica, ci sono, guarda, ti faccio vedere. Tante volte si presume di aver compreso qualcosa e ci sta, è una cosa che non è sbagliata, va bene. L'importante è avere poi sempre la mente aperta al miglioramento, perché nessuno vede una tecnica e la impara subito perfettamente come se l'avesse fatta per 10 anni. Quello che fa la differenza sono questi 10 anni, l'esperienza con cui io attivamente mi sono messo a provarla e riprovarla o a capire perché non mi funzionava qualcosa o a migliorare cercando una soluzione migliore per quella che può essere la mia tecnica portata in quel modo. Quindi una sorta di specializzazione, se vogliamo. Qual è l'aspetto bello di questa storia? Che alla fine lo studente va ancora alla ricerca del maestro per cercare di essere migliorato ancora. E questo è un aspetto bellissimo che implica la maturità di voler riuscire, di voler cercare il perfezionamento tecnico, delle volte capendo che gli strumenti si sono già messi sulle spalle e quindi ce la possiamo fare anche da soli. Altre volte c'è bisogno di qualcuno che da fuori ci guardi, ci controlli o ci consigli, non tanto perché vegli sempre su di noi, quanto perché ha una prospettiva esterna diversa dalla cosa che sta accadendo e è anche per quello che tante volte i bambini riescono a imparare velocemente in fretta le cose perché? Perché chiedono maestro, ehi, puoi guardare un attimo, puoi venire a vedere, questa credo di averla capita, questa la so fare. Ecco, il primo obiettivo magari è stato anche portato a casa, l'avversario è stato proiettato bene, è caduto sulla schiena, se parliamo di judo, se vediamo l'aikido è stato messo in controllo perfetto il nostro uke. Ecco, l'idea non è solo questo, su quella tecnica ci ritornerete per anni. Sulle basi possiamo starci sempre, ma sull'evoluzione del vostro modo di portare la tecnica ci si può lavorare tantissimo, si può lavorarci una vita. Ichido, dice Ueshiba, cioè il primo principio, una vita. L'idea dovrebbe essere questa, quella di coltivare in modo attivo le tecniche, non in modo passivo, non distratti, non stando un po' con la testa tra le nuvole. Bisogna invece essere sempre presenti e esserci in ogni istante, in ogni momento della spiegazione. Questo non è solo un consiglio per il judo, vale per tutte le cose, tutte le relazioni. Quante volte, ma io quella cosa te l'ho raccontata, te l'avevo detta la scorsa volta quando siamo usciti. Ah, no, non mi ricordo, non mi pare che tu me l'abbia detto. E magari invece ve l'hanno detta, solo che non stavate ascoltando, non eravate attenti.
Quindi l'obiettivo è quello di restare in ascolto, come la prima storia zen. Sono tutte molto molto collegate tra di loro queste storie, infatti per uno che si avvicina a queste storie trova tante piccole affinità e è la parte bella secondo me dello zen. Io vi consiglio di prendere il libro, di leggerlo una storia alla volta e pensare a come applicarla a più campi possibili. Quello dovrebbe essere un obiettivo che vi portate a casa per uscire dalla marzialità, o meglio, per far uscire la parte marziale nella vita vostra, nella vita quotidiana, perché non è che è qualcosa che indossiamo solo in materassina, non è come l'indumento, il gi, ok? È proprio portarsi le arti marziali addosso e portarsele anche fuori, tutte quelle che possono essere onore, rispetto, cortesia, gentilezza. Tutti questi aspetti li portate dentro, come sono certo tanti di voi li portano anche fuori. Vale lo stesso per le tecniche, a volte fisiche, a volte mentali. Quindi cerchiamo un approccio di attenzione e ascolto. Noi ci vediamo alla prossima storia Zen. Ciao ciao!